Cari telespettatori, eccoci arrivati al nostro spazio settimanale con lo SPI-CGIL, l'approfondimento. Fulvio Dal Zio, segretario organizzativo SPI-CGIL del Veneto, grazie di essere venuto qui con noi. Grazie a te. Allora, grazie a tutti i telespettatori. Grazie. La cosa che voglio incominciare, che poi è anche il vostro motto in questo periodo, è lo SPI c'è. Però effettivamente abbiamo ricevuto diversi messaggi, diverse telefonate e anche alcune mail di persone preoccupate perché non sono abituate, sono ritornati alla luce del sole, alla vita normale, non erano abituate all'appuntamento. E alcuni pensano che i patronati dello SPI non siano più aperti, non ricevono allo stesso modo. E invece voi dite lo SPI c'è la modalità che bisogna possibilmente prenotare per evitare questi assembramenti. Quindi ribadiamolo a gran voce, voi ci siete sempre stati. Assolutamente sì, ci siamo noi, c'è tutta la CGIL, i patronati sono sempre stati aperti, non hanno mai chiuso le nostre sedi, anche durante il periodo di lockdown, solo che rispettando le norme che sono state emanate in questa situazione, insomma, che non è risolta, quindi è bene dare anche questo messaggio, insomma, che bisogna sempre usare tutte le precauzioni e le indicazioni anche sul piano individuale che sono state emanate, quindi le mascherine, lavarsi le mani, disinfettare, eccetera. E però anche noi come organizzazione, come le aziende, insomma, dobbiamo rispettare delle norme di comportamento appunto per evitare il possibile nuovi focolai o che si riprenda appunto la pandemia. Per cui le nostre sedi sono aperte, però bisogna prendere appuntamento per evitare appunto gli assembramenti e quindi se uno ha bisogno deve telefonare o prendere una mail, oppure può anche recarsi nella sede, però sa che o aspetta oppure deve prendere l'appuntamento. Il problema qual è? Che essendoci tante telefonate, ieri sera parlavo con il segretario di una Camera del Lavoro di un territorio limitrofo, Rovigo, qui vicino, tra CGIL e CAF in un giorno si arriva tranquillamente a quasi 4.000 telefonate, insomma, quindi la situazione, quindi immaginiamoci, non so, Padova, esatto, o Venezia o territori più grandi, insomma, quindi c'è questo problema, insomma, ci vuole un po' di pazienza, però ripeto, noi ci siamo, abbiamo aperto tutte le sedi, sono aperte, e adesso è gran parte dei recapiti, cioè i luoghi che ci mettevano a disposizione gli enti locali, i comuni, e noi andavamo una volta, 2 volte alla settimana e stiamo man mano riaprendo anche quei luoghi, quei punti di presidio che per noi sono estremamente importanti e che ci permettono a pieno regime, insomma, di coprire il 90% e anche oltre dei comuni di tutto il Veneto. Noi ci siamo, lo SPI c'è, non ha mai abbandonato il territorio anche nei periodi più difficili, ma anche in questo periodo dobbiamo continuare a rispettare le norme di sicurezza e di distanziamento. E questo lo ripetiamo sempre. Esatto. Ecco, Fulvio Dal Zio, proprio c'è l'altro problema della prenotazione. Telefoni intasati, difficilissimo trovare la linea. Non c'è un altro modo? Chiedono alcuni. Oppure con le mail si va nei nostri siti, se già non ci sono, comunque abbiamo fatto campagne di informazione anche sugli organi di stampa locali, mandare una mail, chiedere l'appuntamento, verrà data risposta, e proprio come estrema ratio di recarsi, di suonare, perché gran parte delle sedi ovviamente aprono solo a distanza, cioè c'è l'apertura elettrica, si suona e si verifica, però insomma lì indubbiamente, siccome
si accede dentro le sedi in numero molto limitato, 1, 2, 3 persone proprio al massimo, proprio per evitare il discorso dell'affollamento, di evitare gli assembramenti, per cui insomma... Certo. Dopo l'importante è che l'affollamento, l'assembramento non venga creato fuori, perché sennò è un gatto che si morde la coda. Quindi sì, però fuori c'è più spazio se la gente... Bisogna stare sempre un po' attenti. Perché poi magari fissi l'appuntamento, che ne so, alle 10, le persone vengono alle 9, insomma, perché succede anche questo. E quindi non entrano finché non è il loro turno, insomma. L'altra questione, la 14ª. La 14ª voi la state seguendo come diciamo, situazione, qual è lo stato dell'arte attualmente? Lo stato dell'arte è che sono circa, se non ricordo male, 250.000 i pensionati veneto che hanno diritto a questa prestazione. Una prestazione che viene erogata in base al reddito. Bisogna avere 1,5 volte fino a 2 volte il trattamento minimo, e poi dipende anche dagli anni di contribuzione che uno ha effettivamente versato. La stiamo seguendo ovviamente, ma oltre alla 14ª, quello che sollecitiamo anche tutte le pensionate e tutti i pensionati è quella di chiedere un appuntamento presso la sede più vicina e chiedere ai pensionati allo SPID di fare il controllo della pensione, quindi portando con sé lo BSEM, oppure glielo stampiamo noi per gli iscritti, e in base a questo si vede anche le altre prestazioni, se ha diritto o non diritto, cioè è la campagna che sui diritti dei pensionati, i diritti inespressi. Certo, quindi bisogna fare delle verifiche. È da anni che va avanti questa campagna, che non terminerà mai, e ricordo insomma che a tanti pensionati siamo riusciti a garantire prestazioni che se non richiedevo, perché sono a richiesta, ecco, queste prestazioni bisogna richiederle, e insomma hanno recuperato casi anche di parecchie migliaia di euro, insomma. Ecco, bisogna ricordare quindi questo: ci sono tantissimi diritti, tantissimi, ce ne sono abbastanza, certo, soprattutto quando una persona magari certo. Soltanto che se non viene fatta richiesta, esatto. questi soldi, perché sono per lo più soldi oppure agevolazioni, non vengono elargiti. Esatto. Io posso portare l'esempio dei miei genitori quando erano in vita. Non avevano mai fatto il controllo, una volta l'ho preso in mano, ho verificato, mancavano gli assegni familiari e abbiamo fatto domanda, gli hanno dato gli arretrati e anche... Gli assegni familiari a chi spettano? Anche ai genitori anziani? Sì, basta che abbiano una prestazione, insomma, se ha la moglie a carico, c'è ancora la moglie a carico, spettano. È la cosa che uno non si immagina. Sì, infatti, esatto. Vedi, è proprio, ti dico, porto il caso mio personale, dei miei genitori, mio papà pensionato, mia mamma che era a carico, o meglio, aveva lavorato, ma insomma in condizioni diverse, insomma non aveva versato i contributi in quegli anni, non tutti potevano versare, insomma, e gli sono stati riconosciuti gli assegni. Questo può essere un esempio eclatante. E va sempre in base al reddito e ai componenti del nucleo familiare. Insomma. E qui entra in gioco l'ISEE. Sì, esatto. Che non per tutti è così semplice. Parecchi ci hanno detto: ma voi parlate tanto dell'ISEE come se fosse una cosa così facile, invece poi ci sono degli inghippi, ci sono delle situazioni, si rischiano anche delle sanzioni se si sbaglia. Beh, ma su questo ci sono i nostri centri fiscali, i centri di assistenza fiscali. Dove si va per l'ISEE? Per l'ISEE si va nel CAF, in genere sempre nella sede dove ci si reca. No, nei recapiti no, ma in tutte le sedi insomma c'è la presenza sia del patronato che anche del CAF, magari hanno orario diverso, però se uno deve chiedere una prestazione previdenziale si rivolge al nostro interlocutore, al nostro collaboratore che è presente sul territorio, e poi sarà lui che gli indicherà dove... Però serve per le persone anziane, soprattutto chi ha una pensione molto bassa, insomma, perché c'è l'integrazione al minimo, c'è la maggiorazione, insomma, ci sono tanti assegni, ci sono tante prestazioni che le persone, i pensionati avrebbero diritto, però essendo, ripeto, a domanda, non viene automaticamente erogato, insomma.
insomma, quindi bisogna richiederle e si fa il controllo della pensione attraverso l'OBSEM e poi il nostro collaboratore valuta quali sono le prestazioni a cui il pensionato ha diritito o meno, e in base alle prestazioni che ha diritto gli indica quali sono i documenti da produrre. Se c'è da produrre l'ISEE, prendono l'appuntamento al CAF e lo fanno. Chiedo alla regia di mandare in onda anche la slide successiva, che era quella di cui avevamo accennato prima, 14esima, diritti inespressi, in cui vengono anche menzionati due casi un po', ecco qua, due casi un po' emblematici alle sue spalle. Hai solo la pensione di reversibilità e non supera il limite di reddito fissato, oppure la somma della tua pensione e di quella di reversibilità non superano il limite fissato. Quindi anche con la reversibilità si può aver diritto, perché tanti ritengono che avendo la reversibilità non hanno diritto alla 14esima. Non è così, basta entrare nel limite fissato. Il limite fissato è ci sono dei parametri, insomma. Fino a 2 volte il minimo, insomma. Poi è chiaro che se uno ha 2 volte prende di meno di 14esima, se uno è più basso percepisce di più, però in questo caso, nel caso della 14esima non si tiene conto del reddito familiare, ma la prestazione della 14esima viene erogata in base appunto a quanto uno percepisce di pensione, quindi in questo caso non c'entra, non entra la prima casa o altre cose, insomma. Quindi meglio provare a chiedere, andare a fare la domanda. Se uno ha una pensione molto bassa, conviene, se non le riceve già con l'assegno di luglio, insomma, che conviene recarsi presso le nostre sedi. Ripeto, le nostre sedi sono aperte, abbiamo attraversato un periodo difficile per tutti, per il Paese, adesso magari un po' si esagera, insomma, perché la pandemia non è cessata, certamente si sono ridotte di molto i contagi, però è bene sempre stare attenti, anche perché penso, insomma, questa è un'opinione mia, finché non si trova il vaccino, insomma, dobbiamo imparare a convivere con questa situazione, quindi comportamenti leggeri che trascurano questa situazione sono da condannare, insomma, e sono da evitare, e chi incentiva, chi afferma che è tutta un'invenzione, insomma. Vorrei, insomma, che per rispetto anche di chi c'è rimasto. Abbiamo avuto più di 30.000 morti, insomma, su questo, a causa di questo. Alle sue spalle c'è un'altra slide che è interessante, perché parla di verificare la propria posizione pensionistica, quindi può essere anche l'occasione adesso d'estate, se uno ha un po' più tempo, più tranquillità e tutto, per andare a farsi controllare la pensione, perché ci sono molti casi, continuate ad averne, di persone appunto che poi si trovano che hanno diritto a dei soldini. Quello che dicevo prima, la campagna di diritti inespressi, ci sono anche 2 esempi. Ovviamente i nomi sono inventati, ma i casi sono concreti, insomma, di persone che avevano diritto a prestazioni e che hanno recuperato anche parecchie migliaia di euro, insomma, quindi ecco, è un servizio, una funzione propria della nostra categoria che appunto è a tutela delle pensionate e dei pensionati, insomma. Sono pensionati e pensionati che sono un soggetto sociale rilevante in questo Paese. Stiamo parlando, se non ricordo male, di circa 12 milioni di pensionati e pensionati, che dovrebbero essere maggiormente considerati un po' da tutti, in particolar modo dalle istituzioni. Però adesso che c'è il bonus babysitter anche per i nonni, cosa ne pensate? Il controverso bonus babysitter per i nonni? Anche questo è un'opportunità, insomma, che viene concessa, perché poi in questa situazione, con le scuole che sono state chiuse e che riapriranno a settembre, anche se mi sembra, insomma, il governo dovrebbe essere un po' più su questo aspetto, secondo me dovrebbe essere più incisivo, più chiaro, più netto. Molti anziani già in situazioni normali accudiscono ai figli, ai nipoti dei propri figli, in questa situazione ancora di più, insomma. Quindi ecco, credo che sia
doveroso, sia stato giusto questo provvedimento. Però alcuni anziani l'hanno criticato e anche istituzionalizzati come figure, dicendo che se il nonno si offre a tenere i nipoti è un'attività che il nonno fa volentieri, non vuole essere retribuito, lo fa proprio perché ci tiene. B, questi soldi era meglio che venissero girati non a chi ha già una pensione, ma magari chi è senza soldi e anche giovane che si può dedicare a tenere i nipoti. C, non da ultimo ma da primo, se i nonni e i nipoti sono dovuti stare separati perché quel nonno non residente con la famiglia per problema, e tuttora per problema Covid, perché i nipoti vanno in giro dappertutto, frequentano, adesso li metti insieme, cioè vuol dire che fai una patata o vuoi che si crei l'immunità di gregge perché si contaminano anche i nonni e risolvi il problema, oppure è una contraddizione in termini, perché abbiamo fatto tutto questo per tutelare i nonni tenendoli isolati per 3 mesi e adesso li metti, anzi li porti a avvicinarsi ai nipoti anche se non ci abitano vicino. Tanti sono rimasti allibiti da questo. Ci sono 3 punti molto... Ci sono tante cose in questo momento che stiamo vivendo che personalmente, ma anche come organizzazione, ci lascia allibiti. Tipo quella di chiedere la riduzione e cancellazione, adesso mi sfugge, della tassa, quella per pagare la sanità, insomma, l'IRAP. Quando invece c'è proprio bisogno dell'opposto, insomma, c'è bisogno di rafforzare, di dare più risorse al sistema sanitario nazionale. Quindi insomma è un po' stravagante questa idea, come personalmente ritengo fuori luogo, anche se è sostenuta da questo governo, l'idea di ridurre l'IVA, ridurre di 1 o 2 punti, probabilmente non c'è nessun beneficio sui prezzi, perché poi magari i prezzi aumentano e coprono questa riduzione. Quello che c'è da fare è da rilanciare, sostenere l'economia, le imprese in maniera selettiva, e c'è anche da rilanciare i consumi. Ma come le rilanci? Sgravando il lavoro e le pensioni, facendo una riforma fiscale seria, vera. Ecco, questo è il vero problema, perché riducendo l'IVA, ripeto, non è detto, anzi molto probabilmente i prezzi rimangono inalterati, rimangono quelli, e quindi bisogna dare più potere d'acquisto alle persone, ai lavoratori, ai pensionati. Non a caso ricordo che da questo mese, insomma, i lavoratori, mi sembra le lavoratrici fino a 40.000 euro avranno più una riduzione delle tasse da pagare, dell'IRPEF, attraverso l'incremento delle detrazioni, e questo è un provvedimento che va appunto a sostenere la domanda. Questo è un provvedimento molto molto importante e significativo. Per quanto riguarda i nonni, assolutamente, ripeto, bisogna tenere le precauzioni che dicevo prima. Poi teniamo presente che le persone più anziane indubbiamente sono i soggetti comunque per natura, come dire, più a rischio, insomma, perché il problema è anche quello. Però è anche vero che se una persona ha più di 60 anni, 65, però dal punto di vista del suo quadro clinico complessivo non presenta problemi, insomma non si capisce perché possa essere. Certo, quindi la discriminazione non può essere l'età deve... Bisogna stare attenti. No, per me poteva essere la pensione, insomma... cioè hai una pensione minima, ci sta, ma per esempio uno che prende 1.500 netti, 1.600, 2.000, 2.500 perché ha avuto una posizione retributiva buona, di pensione, e si prende anche il bonus babysitter perché sta dietro i nipoti, dagli a un giovane che magari è senza lavoro. Indubbiamente questo ci può stare come osservazione, come criterio. Come ci può stare, insomma, quelli che hanno preso i 600 euro liberi professionisti, che magari qualcuno poteva anche risparmiarselo, cioè non sono stati tanti, insomma, che sinceramente... Alcuni diciamo, alcuni sì, non sto dicendo, non andavano neanche alla fine, ma ce ne sono tanti, un Versace che si vanta di aver preso i 600 euro, insomma, secondo me poteva anche risparmiarselo, di dirlo, insomma, era una questione anche di buon gusto. Esatto. Però insomma indubbiamente, ecco, questa politica dei bonus poteva essere valida all'inizio, su questo sono d'accordo. Adesso bisogna essere più, come dire, fare interventi più mirati che
che raggiungono lo scopo. Lo scopo è quello i consumi indubbiamente sono crollati, insomma, perché certo, comunque le persone spendono di meno, bisogna riacquistare fiducia, le imprese vanno sostenute, però c'è anche il lavoro, insomma, e quindi bisogna dare più risorse, ma non a pioggia, le risorse non vanno date a pioggia, vanno date in maniera selettiva. Poi è vero che anche il Paese, insomma, ha nodi strutturali, secondo me, che ci portiamo dietro da anni, insomma, pretendere che nel giro di qualche mese si risolvano le questioni mi sembra un po'... Avevano comunque tanto tempo di pensarci, adesso questo arrivano sì, all'ultimo ma un po' su. tutti, insomma, quindi insomma, non c'è nessuno che si può tirar fuori, io non c'entro, insomma. Qual è il punto vero? Il punto vero è che stanno arrivando attraverso il Recovery Fund più di 100 miliardi di euro, e questo indubbiamente fa gola a tanti, insomma. Allora staremo a vedere cosa succederà. Siamo arrivati al termine. Insomma, comunque è una battuta, insomma, una battuta finale, insomma, c'è indubbiamente uno scontro forte di potere, insomma, su cui è bene prestare gli occhi attenti. Fanno gola a molti queste risorse che ci sono, invece vanno finalizzate, è un'occasione che difficilmente si ripresenterà, e quindi insomma è un'opportunità da cogliere in maniera attenta e cercare appunto di aggredire i nodi strutturali del nostro Paese. Grazie Fulvio De Zio del contributo per questo approfondimento. Voi ricordatevi, le sedi dello SPCGIL quindi sono aperte, basta prenotare, avere un po' di pazienza telefonicamente, altrimenti andate sul sito oppure mandate una mail per avere un appuntamento per verificare la vostra posizione. Approfittatene di questo periodo, e se no altrimenti ci sono i centri CAF per la dichiarazione dei redditi, che può essere fatta anche seguita da remoto con le modalità che vi vengono indicate. Grazie ancora, noi andiamo in pubblicità rapidamente, poi ritorniamo insieme in studio per le altre interviste. Grazie.